Bentornati a Momento Critico e bentornato al nostro critico cinematografico Vianeo da Mestre. Aria qua! Ario qua. Buon cinema a tutti! Buon cinema anche a lei, Vianeo da Mestre, perché oggi parleremo di un film con la F maiuscola. Se io le dico Ritorno al futuro? Ritornerò. Ritornerò. Ritorno al futuro se ritornerò. Sì, Se ti mi domandavi ritorno al passato, già la ritornavo. Sì, ma se Modrio fa il test di italiano o parlare del cinema, no? No, io stavo parlando di cinema, io volevo parlare di Ritorno al futuro, la trilogia, il film. Il film. Sì, dai, carini. Sì, ho visto. È un bel film, come... Ma sì, dai, bel film, sì, per carità. Bel film, sì, dai, carino, dai, vabbè, insomma. Scusi, io direi che è bellissimo. Ma grazie del complimento, ma se Modrio parlare di me o del film? No, sto parlando del film. Ecco, ti mi fai i complimenti. Vabbè. E raccontiamo un attimo la trama per chi non l'avesse ancora visto. Sì, allora, trama molto semplice, anche banale per certi aspetti, che è praticamente uno scienziato pazzo, no? Che probabilmente ha problemi con i parrucchieri, con i barbieri, perché si vede dai capelli che ha, perché è sempre così, sarà mai andare alla parrucchiera. Comunque lui praticamente una mattina lavandosi i denti o lavandosi, non so, i scaggi, finisce per terra, sbatte la testa su, come si chiama, sul lavandino, no? E in quel momento che viene un'illuminazione e disegna il flusso canalizzatore che poi diventerà il nucleo di sta macchina del tempo. Non sto capendo niente. E questo scienziato ho detto, c'è una storia banale praticamente. Inventa una macchina per viaggiare nel tempo. Bravissimo, inventa una macchina per viaggiare nel tempo. Ma mica una macchina normale, sceglie una macchina da corsa ad opposti. Che uno dice, mi invento, non so, un pulmino che viaggia nel tempo e mi porto via amici. E invece no, tanto poi alla fine viaggia uno. Bravo, perché viaggia soltanto uno. Questo ragazzo, questo suo amico, l'amico di questo scienziato, si chiama Marty McFly. Tra l'altro Marty McFly che aveva un fratello che si chiamava Mercury McFly. Erano Marty e Mercury. Sì, e che è anche una sorella che si Venerdì McFly. Che però venerdì non è protagonista di questo film, è protagonista di un altro film che si è Famiglia Adams. Ma non facciamo confusione. Mi sta facendo confusione. Quindi Marty McFly viaggia nel tempo, vabbè, insomma, poi la trama è nota. Sì, ma tre film che ha fatto. Tra l'altro tutti e tre molto belli. Ma sì, per carità, 2 o 3 molto belli. Il regista si è sempre stesso, Robert Zemeckis. Il protagonista è sto Michael J. Fox. Sì. Michael J. Fox, che tra l'altro tutta la gente conosce. Chiaramente prima, famosissimo, altro che per film, famosissimo per aver interpretato Alex Keaton nel telefilm Casa Keaton. Scusi, sarà più famoso per aver interpretato Ritorno al futuro che Casa Keaton. Vabbè, insomma, la trama è un po' semplificata o forse neanche troppo, ma comunque vi invitiamo a vederlo per chi non l'avesse ancora visto o a rivederlo perché è un film che è veramente un'icona del cinema. Ti rivedi tornando indietro, ti va avanti, ti torni indietro. È un'icona del cinema o no? Beh, è un'icona sicuramente del cinema, è talmente tanto un'icona che quando Mesia è andata in pellegrinaggio in Russia, si è tornata e mi ha portato proprio un'icona del Ritorno al futuro. Non credo fosse quella. quella. Comunque, una curiosità su questo film è che la sceneggiatura è stata presentata 40 volte a 40 soggetti diversi prima di essere accolta e quindi realizzato il film. E c'è una storia incredibile perché stiamo parlando del capolavoro che non voleva essere girato da nessuno. Bravo, e questo cosa ci insegna? Che se uno ha un'idea vincente deve portarla avanti. Ah sì? Non l'averia mai detto. Beh, bello anche questo. Uno che presenta 40 volte la stessa idea a 40 persone diverse, che cosa ci insegna? Ci insegna che Hollywood è tutti dei moltoni, cioè normale. Forse anche questa parte qua. Torniamo un attimo però a parlare di Ritorno al futuro. A lei piacerebbe viaggiare indietro nel tempo? Certamente, se io posso viaggiare nel tempo. Se io potessi. Ma se devo parlare del tio del mio amore? Ecco, se devo parlare del mio, ora se io posso viaggiare nel tempo o no? Stava a parlare in italiano. Vabbè, io posso viaggiare nel tempo, se tu puoi. Io tornerei. Quando? Nel 1968, rivoluzione, capito? Un po', sai, quella sessualità libera. Pensa, mi immagino su una spiaggia, l'isola al caldo, bellissimo. Al posto di avere te davanti, piacerebbe avere, non so, una bella tosa col bikini. Una ragazza in bikini, come darle torto? Chi può essere contro un'idea del genere? E chi? Ti no? Mi no? Ma mia moglie? Sì! Lei acciapparia la macchina del Ritorno al futuro, tornaria nel 1967, un anno prima, e torna a casa, mi impenisse e sciafoni. Sì. Non ci avevo pensato. E speriamo che non che pensa esatto. Va bene, allora salutiamo il nostro critico Vianeo da Mestre e mi raccomando, guardate questa sera stessa Ritorno al futuro. Bravi, e come dice il mistico in estasi, buona visione. Cosa dice? Grazie al nostro Vianeo.